Con la scusa di questo, con la scusa del piavo, con la scusa del terremoto, con la scusa della tromba dell'aria, tirano fuori sempre qualche cosa che devono far cassa. Questo commerciante taglia corto, basta, dice, mettere le mani in tasca sempre ai soliti. Non è facile trovare una voce favorevole all'ennesimo balzello sui carburanti, anche se qualcuno che mette al primo posto la solidarietà c'è. Io mi sono dato di mise tanti e penso che sia una roba buona ad essere buona mano. Per il resto è un coro di no alla proposta. Vicinanza alle popolazioni colpite da eventi drammatici, da Refrontolo alla Riviera del Brenta, ma a rimetterci non possono essere sempre gli stessi che magari con l'auto o il furgone ci lavorano. Una tassa mi sembra una cosa un po' esagerata da mettere, perché ne abbiamo già abbastanza, mi sembra. Casomai qualcosa di solidarietà mi va bene. La tassa sul gasolio mi sembra una cosa fuori dal mondo, perché è già abbastanza tassata la benzina. Non sono d'accordo, perché fa sempre pagare i poveri cani. Invece il governo, tutti quanti potenti, da tirar fuori a loro i schei, non altri che siamo poretti disgraziati, chi ha 500 euro di pensione o 300. Ne abbiamo già abbastanza, le accise che ancora durano da quanti anni? 20 anni, 30 anni. Penso che le tasse sul gasolio siano già abbastanza alte e aggiungerne ancora altre mi sembrerebbe assolutamente inaccettabile. Secondo me è un'idea assolutamente sbagliata, perché non dovrebbe essere una tassa in più per far pagare questi disastri, anzi qui c'è gente che ci lavora anche con la benzina e secondo me è assolutamente una tassa fuori. Pare giusto che uno che lavora una vita e loro tirano sempre fuori tasse perché devono fare le strade, devono fare questo, devono fare quell'altro. Basta adesso, basta.